Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il fotovoltaico nelle valli. Sulla testa del sindaco e degli assessori del paese raffigurato dalla spiga di grano, che in epoca medievale era simbolo di benessere, è affiorata un'idea meravigliosa e in grado di valorizzare a breve il patrimonio dei terreni delle valli. Si è pensato all'installazione di un impianto fotovoltaico nei pressi della nuova autostrada Valdastico Sud, impianto che sarà il più grande della Bassa, 1 megawatt, e che permetterà all'economia sanvitalese di risollevarsi. Abbiamo intervistato sull'argomento il sindaco Barbara Mizzon. Uno dei nostri programmi elettorali era proprio sulla valorizzazione dei beni vallivi e nel ricercare quelle che potrebbero essere le varie opportunità di renderle maggiormente proficue, abbiamo fatto anche questi tipi di ricerche e ci siamo particolarmente dedicati allo studio proprio delle energie rinnovabili. Io stessa, grazie all'aiuto e alla collaborazione dei miei assessori, che sono già abbastanza inseriti nel contesto, ho speso diverse ore a parlare con esperti del settore, con ditte che si occupano dell'installazione, con tecnici e progettisti in generale, e più mi addentravo nell'esame, più noi dell'amministrazione abbiamo colto veramente il vantaggio e l'importanza di portare avanti progetti di questo tipo. Sappiamo benissimo che il settore agricolo è stato fortemente danneggiato un po' dall'andamento di questa crisi, e quindi coltivare, come veniva fatto fino a poco tempo fa, quel terreno a mais piuttosto che altri prodotti, insomma non è più così remunerativo come era in passato, quindi bisogna per forza adeguarsi ai cambiamenti e vedere in avanti, e questo è quello che abbiamo fatto noi. Il nostro comune è dotato di un quantitativo di circa 180 ettari di beni vallivi. La maggior parte sono stati dati per 2 anni in affitto alle aziende agricole locali e una piccola parte l'abbiamo ottenuta noi dell'amministrazione. Abbiamo fatto un bando per valorizzarla e da questo bando sono emerse esclusivamente proposte di fotovoltaico, e così abbiamo iniziato la fase. Verrà, mi auguro, installato un impianto importante della potenza di poco meno di 1 megawatt, quindi un impianto che sarà anche, secondo me, oggetto di interesse per tutto il territorio, e quindi potrà essere anche studiato dalle scuole, dalle università anche eventualmente, e permetterà appunto al comune di avere un introito abbastanza vantaggioso. Entro quando sarà fatto questo impianto? Per quello parlo con scaramanzia. Se tutto va come deve andare, a settembre aggiudichiamo la ditta vincitrice, se ci saranno delle offerte che si concluderanno, e entro assolutamente il mese di aprile dovrà essere collaudato. Poi abbiamo fatto un altro bando. Noi a San Vitale siamo dotati di un centro diurno, una struttura la maggior parte della quale è data in gestione all'Unione Emiliadina per i servizi sociosanitari, e sul tetto di questo centro diurno a breve sarà installato un impianto fotovoltaico, un impianto che sarà della potenza di poco meno di 30 kW. E anche questo sarà un impianto come quello della valorizzazione delle valli a costo zero per il comune. Vuol dire che il comune non caccia un soldo, viene tutto finanziato e spesato dalla ditta che appunto si accolla il costo dell'impianto, ma anche si introita l'incentivo del GSE, che è quello appetibile e che fa invogliare insomma le ditte a intraprendere questo investimento. Il comune si tratterrà l'energia e quindi verrà già destinata molto probabilmente per il consumo della sede municipale, anche per parte delle scuole medie. E poi un ultimo bando molto interessante, appena insediati a giugno del 2009, la Regione ha dato la possibilità a tutti i comuni di poter accedere a un finanziamento ad un progetto in particolare. Noi abbiamo dato la priorità all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole, che ci sembrava già da subito opportuno approfittare di questa possibilità. Ci è stato concesso dalla Regione, verrà installato un impianto da circa 80 kW che prevede un costo, questo impianto, di circa 323.000 euro, 230 saranno finanziati dalla Regione, i restanti 90.000 euro saranno a carico del Comune,
E anche questo è un impianto importante perché permetterà di introitare sia l'incentivo GSE, sia anche la produzione dell'energia che sarà venduta o comunque sarà utilizzata. Insomma, l'impianto fotovoltaico di Megliadino San Vitale è un impianto modello e un'idea vincente per tutti quei comuni che possiedono beni vallivi. Imitare non costa nulla.